bella, ciao, ciao, ciao a tutte le genti che passeranno e mi diranno che bello. Ciao, bella, ciao. È stato un proiettile che non siamo riusciti a risolvere, capito? Al primo di gioco glielo... Dimissioni! questo tipo di politica e non vogliamo nella fattispecie il signor Silvio Berlusconi. Abbiamo pensato di portarvi qui oggi una serie di persone che vi parleranno di quello che sta succedendo nella nostra Italia, di quello che sta capitando a gente come noi e quindi a chi non ha più un lavoro a causa del precariato scolastico, a chi vuole metterci una centrale nucleare a Pula o da qualche altra parte qui in Sardegna, a chi vuole darci un processo cosiddetto breve, che però vuol dire soltanto buttare fuori
dalla galera un bel po' di gente che non è proprio simpatica. Qui oggi ci sono comunisti, ma ci sono anche esponenti del PD, c'è l'IDV, c'è chiunque voglia dire che non è d'accordo con una politica di questo tipo. Non vogliamo più connivenze con la mafia, fuori la mafia dallo Stato! Io mi limito a dire soltanto due cose prima di presentare il primo candidato. Ricordo che noi non siamo delle persone che vogliono cacciare, ammazzare, ogni tanto nelle nostre frasi sembra che esageriamo. Noi siamo dei garantisti, noi vogliamo garantire la Costituzione, vogliamo garantire il lavoro, vogliamo garantire il diritto all'istruzione, vogliamo garantire una serie di elementi che in quest'ultimo periodo sono messi a repentaglio in maniera sempre più pressante da un cambio, che non è soltanto il cambio derivante dalla presenza di una persona, ma per ciò che questa persona oggi rappresenta in un cambiamento che sta avvenendo in maniera strisciante in Italia per interessi che non sono più quelli della collettività, quelli che tutti noi ci aspetteremo, ma che sono interventi privati. Noi ci mettiamo in questo filone perché noi vogliamo difendere questo per andare avanti. Il viola, qualcuno ha già dato un significato, il viola secondo altre prospettive è anche un colore che segna il tempo dell'avvento, il segno dell'attesa. Io credo che però noi dobbiamo dare un significato in più. Noi non vogliamo aspettare, vogliamo partecipare a che si compia questo processo di liberazione da questa cappa che oggi sta nel nostro Paese, privandoci delle libertà, dei valori, dei diritti che abbiamo avuto, che vogliamo per noi e che vogliamo per i nostri figli. Ciascuno porterà il suo contributo.